E adesso parliamo delle carceri italiane. I problemi sono sempre gli stessi: sovraffollamento, personale insufficiente, condizioni di vita per detenuti e per agenti davvero difficili. Questa mattina a Padova sit-in di protesta dei radicali davanti al Due Palazzi. Vediamo. I radicali si sono riuniti davanti al carcere Due Palazzi di Padova con bandiere e cartelloni per un sit-in articolato in due momenti. Prima la manifestazione all'esterno dell'istituto di reclusione con distribuzione di volantini e poi la visita alle celle. Con loro l'onorevole Rita Bernardini, deputato dal 2008, che ha fortemente voluto questa iniziativa. Insieme a Marco Pannella, che è giunto oggi al 45esimo giorno di sciopero della fame, stiamo chiedendo che le carceri rientrino nella legalità, perché ci sono 68.000 detenuti in 44.000 posti. Il vivere è veramente incivile e nelle carceri, proprio per la situazione che c'è, si vivono delle vere e proprie condizioni di tortura. Da qui la richiesta di un provvedimento di amnistia che nel nostro paese manca da 21 anni. I cittadini, nel momento in cui conoscono quello che avviene nelle carceri, sono in grado di comprendere che non si può andare avanti così. Ecco perché stiamo chiedendo un provvedimento di amnistia che serve non solo ai detenuti ma anche ai magistrati.